Un tempo si sarebbe usata l'espressione lotta senza quartiere. La questione dell'inquinamento delle falde di un ampio territorio del Vicentino e del Veronese, provocata dalle PFAS o PFAS, ovvero le sostanze risultato della lavorazione della plastica che servono a rendere impermeabili i tessuti e i rivestimenti, vede in campo diversi attori. La politica anzitutto, con il braccio di ferro tra Regione Veneto, che ha avviato un'indagine epidemiologica per la popolazione dell'area interessata, e Ministero della Salute sui limiti da applicare per lo smaltimento, con il governatore Luca Zaia che ha annunciato una legge regionale ad hoc, dove è il rigore delle misure al centro della disputa, tanto che la giunta di Palazzo Balbi a Venezia avrebbe deciso di applicare i livelli più bassi d'Europa. Infine l'azienda, ovvero la Miteni di Trissino nel Vicentino, dove i lavoratori hanno attuato 2 giorni di sciopero con presidio davanti allo stabilimento per chiedere garanzie sul futuro dell'azienda e sulla salute dei lavoratori, annunciando inoltre nell'immediato futuro nuove forme di protesta. Chiediamo all'azienda che ripristini le condizioni, gli accordi organizzativi e salariali in vigore fino al 31/7 luglio, cioè scorso. Sono stati dall'azienda unilateralmente disdettate. Vogliamo un tavolo di confronto serio sulle situazioni degli impianti organici e vogliamo soprattutto capire il futuro. Se queste risposte non ci saranno date, non saranno accolte, il mandato dei lavoratori è di comunque insistere affinché l'azienda e la linea gestionale di questa azienda cambi direzione. Questo è uno sciopero ad oltranza, non ad oltranza perché vogliamo far sciopero e basta. Lo scopo del sciopero è innanzitutto quello di avere una risposta dalla direzione sul personale, sulla situazione degli impianti, quindi investimenti su il lavoro. Perché naturalmente lavorare è un diritto, però dobbiamo anche lavorare in sicurezza.